Assessore Santoro, oggi sono stati consegnati i lavori per la sistemazione della rotatoria nel comune di Ronchi dei Legionari, un progetto che rientra nel più vasto progetto del polo intermodale. Oggi è una consegna dei lavori speciale, non solo perché risolviamo un nodo infrastrutturale importante qui in Comune di Ronchi, non solo perché ancora una volta viene individuata un'impresa che fa dei lavori, ma perché la possiamo considerare il primo mattone per quanto riguarda il polo intermodale. È un'infrastruttura che ha una vita propria, questa intersezione, ma anche è un'infrastruttura indispensabile per quel tessuto connettivo di viabilità a corredo del polo intermodale. Dunque è come se stessimo iniziando davvero a dare vita a questo grande progetto della nostra regione. Lei prima diceva che sono state aperte le buste per il polo intermodale. Sì, dopo la fase amministrativa che ha valutato la correttezza delle offerte da un punto di vista appunto delle credenziali, ieri sono state aperte le 3 buste dell'offerta tecnica e quindi l'amministrazione dell'aeroporto ritiene di poter siglare il contratto per l'aggiudicatario entro l'anno, e questa è davvero una grande notizia appunto per tutta la regione.